Dopo una corsa durata 47 anni, Luciano Benetton cede il testimone al figlio Alessandro, il cambio all'assemblea annuale degli azionisti di Benetton Group, nella staffetta che porterà il 48enne Delfino alla guida dell'impero di Ponzano Veneto. Ci sono delle metamorfosi, dei momenti in cui c'è una evoluzione, un cambio, eccetera, e magari sembra che il mondo ti cada addosso, ma non penso che sia così. Servirà soprattutto passione, ha anticipato Luciano, quella che Alessandro ha dimostrato in questi 2 anni passati da vicepresidente, e il presidente in pectore si prepara già alla sfida, come si legge tra le righe del suo primo post dopo l'annuncio dell'investitura, dedicato al vento della ripresa che soffia dall'America. Chi fa impresa oggi si alza e va in ufficio con l'elmetto. Per fortuna siamo in 120 paesi al mondo, e per fortuna abbiamo il lusso di poter avere una visione a lungo termine. Un impegno importante per un uomo che rifugge dai riflettori nello stile di famiglia. È una grande azienda che ovviamente in questi tempi è sempre difficile comunque sostenere e mandare avanti, per cui non c'è tempo per la mondanità. Meglio lo sport, dal kitesurf allo sci, per la gioia della moglie ma anche del suo professore di matematica ai tempi della maturità al Collegio Pio X. È venuto all'esame a dirmi: ma io sono stato negli Stati Uniti, non ho potuto studiare. Dico: Alessandro, io purtroppo ti devo dare 1 e poi vedrai il consiglio. Fu promosso, non ci furono problemi. L'anno dopo lui ci ha dato dentro e la maturità ha fatto un compito straordinario. E il passaggio di consegne viene salutato favorevolmente pure dalla politica. Credo sia un segno di vitalità del nostro territorio, anche questa continuità nel rinnovamento.